Faccio i migliori auguri a Giorgia Meloni, ma soprattutto che possa governare per il bene del Paese. Io sono preoccupato, sono del tutto contrario ad alcune scelte politiche di Giorgia Meloni sul tema dell'ambiente, sul tema dell'Europa. Grande fair play da parte del senatore veneziano del PD Andrea Ferrazzi, non candidato da Roma per queste politiche, analizza la debacle del risultato di voto in casa. Sono stato uno dei pochi che nella direzione nazionale di cui faccio parte non ho votato queste linee, perché le ritenevo sbagliate. Nonostante questo, con grande lealtà, anche se ero stato l'unico candidato voluto dal territorio unanimemente, non sono stato candidato e nonostante questo ho lavorato alacremente per il Partito Democratico. Devo dire che certamente non me l'aspettavo, forse non me l'aspettavo in maniera così netta, soprattutto a livello veneto, con un risultato veramente molto pesante. L'analisi poco prima che Enrico Letta annunciasse di lasciare la guida del PD fino al prossimo congresso. Una campagna elettorale è come un tavolo, per stare in piedi ha bisogno di quattro gambe, così secondo Ferrazzi. Ci vuole un posizionamento del partito che sia sensato, ci vuole una politica della coalizione che deve essere ampia e che riesca ad essere competitiva. Ci vuole una politica delle candidature che rispetti i territori, perché senza territori non andiamo da nessuna parte, e ci vuole poi una campagna elettorale mossa in modo convincente. Ecco, io credo che il partito debba molto approfondire cosa è stato fatto e soprattutto costruire un partito democratico aperto, inclusivo, capace di essere aggregante, capace di dire cose al Veneto, ai veneti. Più un PD forse più aggregante e anche più aggressivo, vedi terzo polo? Ma io non credo nell'aggressività in politica, io credo nella chiarezza. Sempre restando nel territorio, flop di Noi Moderati con Brugnaro. Sì, guardi, a me non piace parlare degli altri e via dicendo, però sì, su questo ha ragione lei, verifico che la lista ha preso meno dell'1% a livello nazionale e aggregava anche UDC, Toti, Lupi e via dicendo, e ha preso il 3% nella città di Venezia. Questo è un dato significativo dal punto di vista politico, ma più che parlare degli altri, io credo che anche Venezia meriti una proposta politica e amministrativa seria.